Quando fai un disegno non sai mai se l'hai fatto prima di farlo o lo fai facendolo. E qua nella mia azienda è successo un po' tutte e due le cose. Quando abbiamo iniziato a farla abbiamo pensato che fosse bella, che fossero belli i posti e che quindi dovevamo portare le persone qui. Questo è quello che avevamo, ci abbiamo creduto, abbiamo ristrutturato e così è nata Antica Gastaldia. Noi nel territorio crediamo molto da quando abbiamo iniziato a pulire i campi dai rovi e tutta l'attività che abbiamo fatto e la mia filosofia è quella di far arrivare qua le persone perché secondo me sono veramente dei posti fantastici da rivalutare e rivisitare. Vai di fatto a rappresentare quello che è il turismo emozionale, il turismo diciamo alternativo in un territorio assolutamente unico e poi rappresenta la forza della volontà, come dico io, solo i pessimisti non fanno fortuna, è la dimostrazione che Katy Mastorci va in questa direzione, è partita dal nulla, oggi è un gregge, ha 2 figli, ha fatto questo restauro, lavora tantissimo e penso e spero che diventi anche un modello replicabile, che i giovani che magari hanno qualche dubbio vengano qui a parlare con lei. Non esiste il problema concorrenza, bensì il fatto che si crei un fenomeno turistico importante, rappresentativo, perché questo significa entrare nei cataloghi dei tour operator, significa fare massa critica. Un solo intervento in un territorio come questo rischia di essere veramente un caso isolato. Se ve ne fossero tanti altri, ma accadrà così, diventiamo un fenomeno turistico. Di donne di questo tipo qua ne troviamo veramente poche, in grado di impegnarsi in entrambi, non solo in questi 2 campi, perché penso siano svariati i campi dove lei si impegna e quindi ha di una bravura eccezionale a far fronte a tutto. Questo è l'ultimo risultato del suo impegno, nel senso che è da tanto che ha iniziato con le varie attività, che ha fatto questa scelta di vita e l'ultimo impegno che si era preso era quello di aprire un locale, chiamiamolo un bed and breakfast di questo tipo qua. E anche in questo ci è riuscita pienamente, ha creato questo ambiente che è veramente piccolino ma più che carino, carinissimo, e mi auguro solo che per lei le cose continuino, basta proseguono come ha sempre fatto finora, quindi non c'è bisogno di fare qualcosa di più. Per noi è un valore aggiunto perché la creazione di queste strutture all'interno di borghi, attirare le persone turiste all'interno dei borghi è una valorizzazione dei borghi stessi e quindi è una valorizzazione alla fine di tutto il paese. Per noi è un orgoglio poter avere Katy tra le nostre associate e sicuramente lei è un po' un paradigma di quello che vorremmo fossero un po' tutte le donne, quindi avere questa grande passione e questa voglia di provare. Lei ci è riuscita, ci sta riuscendo e quindi non possiamo che da un lato essere orgogliosi e dall'altro farle i migliori auguri perché in realtà il futuro le aprirà tante altre strade. È un esempio vivente di quello che oggi si può cogliere nel settore primario. Lei ha fatto un investimento importante con l'Agri Alloggio, ma se pensiamo anche a quella che è la sua attività primaria, che è l'allevamento di pecore, quello che poi riuscirà a trasformare con il laboratorio che sta mettendo in piedi e che in primavera darà i primi risultati, i primi frutti, credo che sia assolutamente una grande dimostrazione di capacità, di intelligenza e di lungimiranza, perciò è un esempio per tutti quelli che oggi vogliono investire e crearsi un lavoro proprio nel mondo agricolo. È l'esempio pratico di una soluzione importantissima che aiuterà sicuramente il territorio nella fase dello sviluppo che stiamo attraversando dal punto di vista turistico e con la possibilità di dare nuove esperienze ai turisti che arrivano, legata soprattutto anche alla possibilità di degustare i nostri prodotti tipici sempre più importanti e fare delle esperienze innovative nel nostro territorio. Una nuova vita, direi, non solo del fienile ma proprio anche del borgo e quindi della comunità, perché a questo progetto hanno, come dicevo prima, hanno partecipato non solo proprio la persona che ha messo in piedi, che è Katy Mastorci, che ha deciso di rendere questo vecchio fienile una struttura, ma anche gli abitanti stessi, e questo è un passo in avanti per quello che vuol dire che deve essere, diciamo, la costruzione di un turismo di comunità, quindi un turismo che non è più fatto solo dagli enti preposti, il comune, la Proloco, la regione eccetera, ma proprio un progetto che viene dal basso, quello di comunità. Quindi devo dire che siamo contentissimi perché questo aggiunge un tassello a un progetto più ampio che è quello turistico di Fregona e che immaginiamo venga replicato e che ci permetterà così di diventare una vera destinazione turistica.